Nacque da Sinibaldo, signore di Quisquina, e discendente di Carlo Magno. I suoi genitori si preoccuparono di educare Rosalia nei principi cristiani. La piccola corrispose con tutto il cuore alle cure dei genitori. Devotamente seguiva le pratiche di pietà, amava teneramente la Madonna e per la sua innocenza e bontà divenne l'idolo della famiglia. Conoscendo il valore della verginità, Rosalia si consacrò al suo sposo Gesù, mantenendosi pura per tutta la vita. Crescendo, capì quanto fosse perfido il mondo e quanto difficile fosse per un giglio mantenersi intatto nel fango. Decise allora di lasciare la casa paterna e ritirarsi in una grotta nei crepacci del Monte Quisquina, vicino a Palermo, per dedicarsi completamente al suo sposo celeste. Solo una pastorella conosceva il luogo del rifugio di Rosalia e ogni giorno le portava pane e latte. È difficile descrivere le aspre penitenze e i digiuni a cui si sottopose Rosalia. La grotta in cui viveva esiste ancora. Vi si scende per una scala come in un sepolcro, umida e oscura. La pietra su cui riposava la santa è ancora lì e sul muro si leggono queste parole: «Io, Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore di Quisquina, per amore del Signore mio, Gesù Cristo scelsi di abitare in questa grotta». Non restò però molto tempo lì, perché il suo angelo le avvisò che se fosse rimasta, presto sarebbe stata trovata dai genitori. Allora si diresse verso il Monte Pellegrino. Sulla sommità del monte, gli angeli le indicarono una grotta che aveva un'apertura appena sufficiente per entrarvi. La luce, penetrando in essa, rischiarava le nere pareti. Il suolo era talmente bagnato che a stento Rosalia trovò un angolo dove riposarsi senza sprofondare nel fango. Condusse quel genere di vita per molti anni, finché lo sposo divino la chiamò a sé. Una viva luce, in quella notte, illuminò tutto il Monte Pellegrino. A tale improvviso prodigio, tutta Palermo si scosse, non conoscendone la ragione. Allora, quella umile pastorella che conosceva i segreti di Rosalia corse in città per annunciare la sua morte. Fu trovata morta dai pellegrini che portarono il suo prezioso corpo nella cattedrale. Da allora il Signore glorificò Rosalia con ripetuti miracoli e il culto di lei crebbe sempre più nella città di Palermo e oltre. Quando la Sicilia fu desolata dalla peste, con voce unanime il popolo si rivolse a Rosalia, portò processionalmente le sue reliquie per la città e il terribile morbo scomparve. Così la storia di Rosalia, la santa che preferì la solitudine e la preghiera all'opulenza del mondo, continua a vivere nei cuori dei devoti che trovano in lei un esempio di fede e amore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.